a indagare sul fatto che ci possa essere una correlazione tra invecchiamento attivo ed RSA. Chiamo mio amico che ha avuto insieme con me l'ardore e l'ardire di pensare a questo progetto degli Stati Generali, il presidente di Uripa e amministratore della Fondazione Marzotto, dottor Roberto Volpe. Benvenuto e grazie a Roberto. Buon lavoro, ti ascoltiamo. Grazie. 5 e un quarto, dura, eh? Allora, funziona così? Aiuto? Ce la fate? Eccoci qua. Di solito la faccio alla fine per chi mi conosce. Allora, anzitutto grazie per esserci, essere anche così numerosi, perché per noi è sempre una sfida. Guardate, io rispetto al tema che mi è stato affidato e che adesso cerco di sviluppare in questi 14 minuti, permettetemi però di dire una cosa. Io ho il vago presentimento che ci sia, dico in modo elegante, scollamento tra la politica, la burocrazia e la società civile. Ho grande rispetto di ruoli, però io questa mattina, da cittadino, scusatemi, mi sono un po' preoccupato, un pochino non ho capito e questo è un mio limite, però guardate, e lo dico alla politica e alla burocrazia, fuori è un altro mondo. Ricordate la pubblicità della Cinara a Milano, la città da bere? Io credo che sia tempo maturo perché si portino le scrivanie in piazza. Questo è l'Italia di oggi. 4.800.000 ultraottantenni, soliti numeri, 8 milioni nel 2050. Proviamo a mettere a terra questo numero. Oggi vuol dire che chiudete gli occhi e immaginate che tutta Roma, Milano e Torino siano abitate da ultraottantenni. Tutte queste tre città, tutti ultraottantenni, per cui quando varcate il confine, ogni angolo della città, ogni abitazione, ogni vano abitabile che oggi ospita la popolazione è abitato da ultraottantenni. Tra l'altro, siccome i dati sono sempre al 2050, finché io parlo, fate i conti tra 25 anni quanti anni avete, che viene più facile poi il gioco. Nel 2050, quelle tre città là, guardate cosa diventano: Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Bologna, Firenze. Allora, il numero di prima nel grafico ci dava un'idea. E qui che idea ci dà? Quando dico popolazione, vuol dire tutta la città. Vuol dire che anche il condominio al sesto piano senza ascensore c'è un anziano, ultraottantenne. E di questi, se suoniamo 10 campanelli, gli chiediamo, scusi, mi passa la persona con cui sta vivendo? 6 rispondono, ah, vivo da solo? Questo è il nostro, tra l'altro io ho le diapositive più brutte di tutti dei 2 giorni di convegno, quindi perdonatemi perché non sono capace, però cerco di fare quello che posso. Questo è il Veneto, 382.681. Rimettiamo a terra il dato. Eccolo qui, questo è il Veneto del 2050. Verona, Padova, Rovigo, Vicenza e Bassano del Grappa, tutte abitate da ultraottantenni, soli al 60%. Io rispetto a questi dati, guardate che
non ho bisogno di risposte burocratiche, di porte da aprire, devo pensare che se vivo nell'ambito di Bassano e ho bravi progettisti che portano a casa tanti soldi dai bandi, sono fortunato se abito a Posina, che ho un ATS in cui quel funzionario che non è bravo a prendere i soldi, porca miseria, resto fregato. No, no, no. Cioè, guardate che il mondo oggi ha altre esigenze. È toccare con mano la strada, la piazza, questi sono i problemi. 10.000 anziani in lista d'attesa. Basta che la politica mi risponda, ma 10.000 sono sì, 70 punti, 60 punti, 64, saranno 6.000, 5.000, 3.000, 2.000, forse 1.000 sono effettivamente gravi. Bene, prova tu ad essere uno dei 1.000, avere a casa un malato di Alzheimer e non trovi il posto in struttura. Prova, prova, prova a tenerlo a casa. Che trovi le scarpe in frigo e dopo lasciamo perdere gli altri. E magari sei una figlia unica da sola. Questo è quello che viviamo noi all'interno delle strutture ogni giorno, il contatto con la società civile, i familiari che vengono disperati a chiederci aiuto. E gli diciamo, non c'è l'impegnativa, guardi sua mamma con la SVAM, non ha 89 punti per cui è arrivata prima. E ti rispondono, mi dica quanti soldi, vi do quello che volete, prendetemi mia mamma in struttura. Quando vi dicevo prima suoniamo i 6 campanelli, questa è la realtà. Guardate, nuda e cruda. Prima Luca mi parlava della sua generazione, la mia, siamo un po' di più, 1962 eravamo 1.350.000. E di quel 1.350.000, guardate chi siamo, che dopo i 60 anni ci dividiamo e torniamo a vivere da soli in quella prospettiva degli ottantenni. Questo è un dato, sembra banale, ma guardate che anche questo è un dato dei tempi che cambiano ed è un dato che va letto. Quindi una tempesta perfetta e mi fa sorridere che tutti mettono in campo norme, porte, soluzioni e decreti e cose di questo tipo e oggi se viene Bezos in questa bellissima regione ci regala 100 strutture da 1.000 posti letto e ci dice per Natale vi regalo 100 strutture da 1.000 posti letto, mettete dentro i 10.000 anziani, diremo a Bezos grazie, lei è una persona molto gentile, ma noi non abbiamo 7.000 operatori e 3.000 infermieri. Quindi qual è il problema? Il problema oggi è il personale. Sentite parlare di personale voi, dalla politica e dalla burocrazia? Vi propone soluzioni? No, la soluzione è bisogna pagarli di più. Oggi se noi avessimo miliardi da investire sulle persone, da dare gli stipendi di nuovi assunti, terremo i soldi lì, perché i nuovi assunti non ci sono. Ieri è venuto fuori, lo facevo vedere prima, la scuola farà un bando per 45.000 assistenti scolastici. Se voi avete figli che fanno l'operatore, preferirebbe andare a lavorare a scuola dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 4, l'RSA magari un nucleo con demenze dal lunedì alla domenica, compreso il sabato e la domenica? Vogliamo renderci conto che in un paese ci sono delle priorità e oggi il tema del lavoro è la vera priorità. È la vera priorità e continuiamo come al tempo di Mussolini a girare il problema, spostarlo di qua e di là, lo stesso lo mettiamo all'ospedale, lo mettiamo in casa di riposo, lo mettiamo a scuola. Uno è, quando ruota manca da una parte. Devo parlare anche dell'invecchiamento attivo, per cui qui lasciatemi che più vi racconto. Voi sapete la legge 33 ha disposto, poi il decreto 29, l'attivazione dell'invecchiamento attivo. C'è stato nella legge un organismo interessante che è il CIPA, è il Comitato Interministeriale Persone Anziane, il quale all'articolo 6 ha un compito di fare il piano nazionale per l'invecchiamento attivo annualmente, però siccome non c'è è la prima volta che si fa. Io sono stato incaricato dal Ministero della Disabilità di partecipare al tavolo tecnico di supporto.
Un'avventura, un'avventura, vi garantisco, un'avventura. A questo tavolo siedono grossa parte dei ministeri e voi sapete, noi veneti cerchiamo di avere un po' di buon senso. E allora ci dico, guardate, l'invecchiamento attivo, dopo i dati che ho detto, guardate, la cosa più importante è che riusciamo a tenere attive queste persone, e qui c'è il forte collegamento col tema della non autosufficienza, perché noi che siamo in prima linea vediamo quanto la solitudine è un metodo di invecchiare male, causa una non autosufficienza precoce, e avendo questi numeri e avendo di fronte questo tsunami sicuro, qui tenteremo di contenere l'invasione, perché stiamo parlando di un qualcosa che arriverà, il destino è che arrivi a 5 km nell'entroterra, cercheremo di fermarlo a 3 km, non lo fermeremo. Allora, lì è un tavolo comunque di contributo e di proposte. Dico, guardate, noi veniamo da un'esperienza di Vicenza, 5.200 iscritti all'università della terza età, è un bel risultato, c'è stato un incremento quasi di 1.000 unità all'anno, forse riusciremo a farne anche di più al Ministero. Non tutti sono come i vicentini. Provare, lo mettiamo dentro nel contenitore un'esperienza di questo tipo. No, sì, la racconteremo, 5.200. Guardate, perché non pensare, la popolazione che diventerà anziana, dentro a quei numeri dico, se noi pensassimo di poter recuperare ad esempio il personale sanitario, permettendogli di tornare al lavoro, e molti tornerebbero con delle agevolazioni, ad esempio facciamogli pagare un'aliquota fissa del 20%, fissiamo al massimo compenso anno, il 20% va via, non fa cumulo con il beneficio pensionistico, quello che guadagno non fa cumulo e viene tassato. Guardate, un dato molto semplice, con 50.000 euro voi paghereste un infermiere, un medico per un anno, che al servizio sanitario costa 160.000 euro, lo paghereste 50.000, lui sarebbe contento di continuare a lavorare, sarebbe comunque uno che muove l'economia, non porta via posti di lavoro a nessuno. Risposta, ma complicato. Dopodiché dire, ci sono anche molte altre professioni, altri anziani che potrebbero tornare nel sistema volontaristico, perché magari sono più disponibili, sono liberi, hanno anche pensioni col metodo contributivo probabilmente più basse. Parlavo col sindaco di Vicenza, l'idea mi era venuta sul Parco della Pace, dicendo, ma se noi potessimo dargli qualcosa, ad esempio, non so, avere un sistema di voucher volontario, poter dare un voucher a una persona che viene a fare attività di volontariato di quel tipo, con un valore simbolico, i buoni pasto, qualcosa, sarebbe un'esca per portar fuori da casa chi diventa anziano e soprattutto solo, avrebbe uno stimolo per rimanere, avrebbe comunque un compenso, che non so, fosse anche nell'arco della settimana, fossero, faccio un esempio banale, 100, 200, 300 euro, che sarebbe una riduzione. Pensate alle scuole, Luca, con l'università e la terza età, gli anziani della terza età aprono la scuola un'ora prima al mattino e la chiudono un'ora più tardi al pomeriggio, cosa che non si farebbe col personale. Pensate al beneficio delle famiglie. Risposta, se uno fa il volontario deve fare il volontario. Allora capite perché io sono arrabbiato. Sono arrabbiato perché abbiamo armato questa burocrazia che ha potere di vita e di morte sulle nostre scelte. E oggi la burocrazia, io lo dico, mi dispiace, è come il pesce nell'acquario. Il pesce nell'acquario pensa che tutto quello che è fuori sia acquario. Noi che siamo fuori da quel contesto ci rendiamo conto che abbiamo bisogno, e c'è bisogno di dialogare di più, c'è bisogno di parlare di più, di essere più concreti e di essere più pratici. Guardate, oggi se siamo qui e se abbiamo continuato con Luca e gli altri amici a voler rifare questo evento, è perché un giorno abbiamo deciso di investire su di noi, perché non vogliamo finire in balia di questa deriva.
perché guardate che è una deriva, oltre che culturale, è una deriva che ci stiamo costruendo noi, non ci stiamo ribellando. E da ultimo, dico, mi dispiace non ci sia la politica, dobbiamo anche smetterla di non cominciare a fare chiarezza rispetto alla qualità dei servizi che vengono erogati. Io, che rappresento un numero importante di strutture, non mi sento più nella condizione di difendere chi dà da mangiare agli ospiti alle 11 del mattino e alle 5 del pomeriggio. Non sono più disponibile ad accettare che in una struttura si usino 5 telebagni da letto alla settimana per ospite, in un'altra struttura un telebagno per letto. Non è più accettabile. Non è più accettabile, dottor Spano, che dal 2007 gli standard qualitativi siano gli stessi. Finiamola di scrivere cose burocratiche, scriviamo cose pratiche. La gente e guardate che non lo dico perché ho qualcosa, per un senso di responsabilità, e chiudo con i numeri di prima. Lo sapete cosa c'è dentro a quei numeri? Sapete cosa c'è al 2050? Nel 2050 quei 32, 33, 34 mila anziani che saranno nelle strutture, e saremo noi, saremo lì senza figli, senza mogli, senza mariti, saremo soli. E l'unica cosa che dobbiamo sperare è di andare in una struttura dove siamo certi di essere accuditi e tutelati. E il compito che ha oggi la politica di costruire questo percorso, di garantire quando non ci sarà famiglia, che la famiglia diventa lo Stato, e noi strutture dobbiamo maturare l'idea che saremo l'ultima famiglia degli ospiti. Il nostro lavoro dovrà cambiare, anche il nostro lavoro. Saremo l'ultimo affetto di chi diventerà anziano e entrerà nelle nostre strutture. E la qualità diventa un elemento importante. Io non ho bisogno che Azienda Zero mi chieda i dati 70 volte alla settimana, lo stesso dato, e che alla fine quel dato, quando arriva alla Corte, è sempre sbagliato. Io ho bisogno che il sistema mi tuteli, io ho bisogno che oggi mi sia data la garanzia che la qualità viene retribuita. Io non accetto di vedere strutture che hanno la stessa contribuzione regionale e fanno mangiare, lo ripeto, gli ospiti alle 7 di sera rispetto a chi li fa mangiare alle 5. Alzi la mano chi di voi vorrebbe mangiare alle 5 del pomeriggio e alle 11 del mattino. Chi è tutore di tutto questo? Oggi nessuno, solo la buona volontà e la disponibilità di chi governa le strutture. Quindi, tornando al principio, se avete fatto tempo in questo periodo di pensare quanti anni avete tra 25 anni, avete un po' di tempo, pensateci, avete ancora tempo per godervela, però, vi ripeto, dobbiamo diventare protagonisti del nostro futuro. Grazie.